Nuovo codice della crisi e dell'insolvenza. La Confartigianato Imprese Veneto, a 18 mesi dall'entrata in vigore di una riforma epocale che colpirà le imprese di tutta Italia, chiama a raccolta tutti i funzionari territoriali che si occupano di fiscale e di accompagnamento alle imprese per approfondire i temi di questa riforma. Una riforma che prevede dei sistemi di allerta in modo tale che le imprese, prima di fallire, prima di avere problemi, abbiano degli indicatori che segnalano questa situazione, che quindi possono prevenire da un lato il caso del fallimento oppure intervenire per accompagnare l'impresa fuori dal mercato. Questa è una riforma epocale perché bisogna strutturarsi, devono strutturarsi le imprese, devono cambiare mentalità, ma devono cambiare mentalità anche chi li accompagna, quindi i professionisti e le organizzazioni di categoria, che devono passare da un'attività post, quindi di fare adempimenti, ad un'attività pre e quindi di accompagnamento e di consulenziale. Tutto questo verrà affrontato con il contributo del professor Mercurio e con anche degli apporti tecnici da parte dei componenti della Commissione Fiscale Regionale che nelle varie province hanno affrontato temi diversi, il credito, il fisco, l'ambiente. Ma questa riforma, 1 anno e mezzo perché entri in vigore, spaventa un po' le imprese, però forse è anche un banco di prova per far crescere il tessuto imprenditoriale piccolo italiano e diventare più strutturato e più attento a gestire le crisi. Sicuramente è legittima la paura, diciamo, degli imprenditori, soprattutto dei più piccoli, di dover sostenere nuovi costi, perché è così, è nelle cose. Se è necessario strutturarsi in modo migliore, più completo di quanto sia stato finora, è chiaro che questo comporta dei costi. È solo il legislatore che fa le riforme o pretende di fare le riforme a costo zero per lo Stato, poi per i cittadini non è così. La vacatio legis va bene, 18 mesi sono il minimo per una ristrutturazione epocale di una parte del diritto concorsuale. Per una parte rimane sostanzialmente invariato, per un'altra ha proprio una serie di novità, non solo concorsuale ma anche della impresa in generale. Tenga conto che quando il legislatore tedesco nel 1994 riformò l'Insolvenzordnung, che è appunto la legge fallimentare tedesca, pose una vacatio legis di 5 anni per consentire alle varie avvocatura, magistratura, accademia di intervenire, suggerire, di apportare dei miglioramenti. Il concetto di base della riforma secondo me è lodevole, quello relativo alla sostanziale prevenzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza in generale, perché innanzitutto nasce sulla spinta di una raccomandazione europea ancora del 2014 che appunto nel primo punto indicava come scopo di questa raccomandazione la prevenzione della crisi che potesse colpire imprese sane, proprio nella versione italiana proprio parla di imprese sane e quindi affinché non si ammalino. Poi c'è anche un progetto di direttiva del 2017 che va nello stesso senso, vedremo che cosa ne sarà, ma intanto il legislatore italiano si adegua. Dicevo, la ratio di questa riforma è condivisibile, lodevole addirittura, perché tende a strutturare meglio le imprese, tutte le imprese, a cominciare dall'imprenditore individuale, in misura minore, ma comunque anche l'imprenditore individuale, e quindi a indurre una crescita anche culturale, generale dell'impresa che ci vuole. Le faccio una domanda, ma crescita dell'impresa, ma anche di chi fa l'assistenza, quindi le organizzazioni che passano dalla tenuta paga a diventare consulenti aziendali in qualche modo? Beh sì, ma credo che sia più una crescita dell'imprenditore, perché l'associazione o il professionista sono già diciamo mentalmente strutturati per avere una cultura
diversa, certo non è quella dell'imprenditore, perché l'imprenditore, se non c'è l'imprenditore è inutile avere la cultura dell'impresa, chi lo assiste di solito ha una professionalità già formata, poi che va ovviamente aggiornata, ma c'è già, quindi non è tanto inteso a quello, anzi in qualche punto della riforma si avverte un minimo di sfiducia nei confronti delle categorie professionali o delle associazioni che assistono, insomma, che sono composte anche da professionisti ovviamente, perché anche la rigida previsione di che cosa sono i sintomi della crisi, i sintomi dell'insolvenza, forse va in direzione appunto di sfiducia per queste entità, perché se io ti dico è il 30% fino a valore di 2 milioni, è comunque 500.000 euro oppure 1 milione, ti sto già dicendo, questi sono dei quadratini da riempire con un flag che nei confronti di chi esercita attività intellettuale è un po' limitante e dimostra, parrebbe, un po' di sfiducia, perché dire all'organo di controllo, tu per esempio, tu devi segnalare questo se ci sono questi e questi, in questo caso devi segnalare, non pensare che possa esserci un falso positivo, perché potrebbe anche essere così, in presenza di una determinata esposizione, in realtà non sono in crisi, ma mi devi segnalare lo stesso, eccetera, eccetera, e quindi da quel punto di vista sembrerebbe un po' di sfiducia. Certamente invece in generale nei confronti dell'imprenditore è un passo avanti, è un passo avanti.